Ciao, torno dopo molto in realtà a fare quello che mi piace e che mi riesce meglio, ovvero camminare. Mi trovo al confine tra i comuni di Ragogna e San Daniele, dove si estende, anche se ancora non lo vedete, per circa 25 ettari il lago che prende il nome appunto dei due comuni e che raggiunge circa una profondità massima intorno ai 10 metri. Ho lasciato l'auto nel pratico parcheggio attrezzato anche con tavoli da picnic e un'area per l'allenamento all'aria aperta. Da qui inizia appunto il sentiero ciclopedonale ad anello che sto percorrendo. È adatto davvero a tutti, è bello sterrato, è lungo poco più di 4 km e mi impegnerà circa un'ora. Per i dati definitivi arriva fino a fine video per il riassunto dire live se riesco a caricare la traccia GPS, perché al momento non mi funziona l'app, ma vediamo, qualche magheggio, vediamo se riesco a combinare, oppure guarda al link per la traccia su Komoot che trovi in descrizione. Vi do anche due alternative se volete allungare un po' il giro: la prima partendo dal centro di San Daniele, così al rientro potete gustarvi l'ottimo prosciutto locale, la seconda poco più lunga partendo da Ragogna, magari unendo la visita al Museo della Grande Guerra. Mentre continuo appunto il mio percorso in attesa appunto di vedere effettivamente il lago, vi dico che il lago ebbe origine circa 12.000 anni fa con il ritiro del ghiacciaio del Tilaventino. In realtà era molto più esteso, ma le bonifiche degli anni 30 lo hanno ridotto a quello che vediamo oggi, circondato da boschetti di ontani, pioppi e salici, con l'immancabile canneto e la presenza della castagna d'acqua, pianta acquatica che in Friuli si trova soltanto qui. Per queste sue peculiarità è tra i siti protetti dall'Unione Europea. Appunto il giro è intorno al lago, il lago dovrebbe essere dietro a questi alberi qua, non è sempre vista lago il giro, per cui in questo momento sono sotto il sole cocente. È una delle giornate un po' più fresche delle mie ferie in realtà, ma dovrebbe essere l'ultima parte in particolare, o comunque tra poco dovrei arrivare sotto agli alberi, per cui avere un pochino più di fresco e non morire sudando. Sono partita da circa 1 chilometro, il percorso in teoria prosegue di qua, ma io prendo la strada che appunto ho davanti, una piccola deviazione per vedere quella che è la Bressana Salvadori. È un roccolo, in realtà, per chi sa che cos'è un roccolo, di forma non quadrata barra circolare. Si risale alla fine degli anni 50 ed è parte del patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia. È una struttura di carpini che appunto con una serie di reti aveva all'epoca lo scopo di facilitare la caccia e la cattura degli uccelli. Mi fermo qui all'ombra. È stata lasciata abbandonata una volta vietata questa pratica e ad oggi possiamo ammirare quella che è l'imponente architettura verde a testimonianza del passato. Tornando verso il sentiero, poi, e alzando lo sguardo verso il monte di Muris, non passa di certo inosservato quello che è il cuore ideato da Renato De Biasio, con l'intento di far passare un messaggio di pace e amore, che di questi tempi direi che serve. Ci troviamo poi a passare vicino a questo cimitero, che è il cimitero israelitico. Non è accessibile perché appunto è circondato da mura e con un cancello chiuso da un catenaccio. Dall'esterno però si possono vedere le tombe che hanno stili un pochino diversi. Infatti la più antica, come c'è scritto dal cartello, risale al 1742, ma ho trovato che la più recente è del 2007, quindi coprono veramente molti anni. Il cimitero è stato edificato dopo che in quello di Udine era stato esaurito lo spazio. Inizialmente era riservato ai residenti di San Daniele, ma poco dopo venne aperto anche ai non residenti.
Mi sono piazzata un attimo all'ombra perché il sole picchia forte e sto sfruttando un'area che è quella di un'antica cava, probabilmente di torba o tufo o entrambi, di cui però si hanno pochissime informazioni. Ora, dopo essere stata dismessa nel 1950, forma quello che vedete dietro di me, una sorta di anfiteatro naturale avvolto completamente dalla vegetazione. Qui c'è anche un piccolo hotel per insetti e vespe solitarie. E dopo quasi 3 chilometri praticamente ce l'abbiamo, ecco il lago. Se volete vedere solo il lago vi consiglio di venire, di fare il giro, magari lasciando la macchina dove l'ho lasciata io, ma di cominciare il giro in senso orario e non antiorario come ho fatto io. Qui c'è anche un'altra zona per parcheggiare, volendo, se volete venire semplicemente a farvi un picnic e accedere al lago. Non è balneabile, potete però farvi... se siete appassionati e avete la licenza potete pescare, e qui c'è anche un'altra area per appunto lo sport, per fare un po' di allenamento, e c'è anche una torretta di osservazione che è utile sia dal punto di vista panoramico, magari con gli alberi un pochino più spogli, oppure anche dal punto di vista del birdwatching. Qui quando c'è il periodo delle migrazioni c'è molto passaggio e appunto la zona è un punto di sosta per appunto gli uccelli migratori. Mentre ti faccio passare, spero, il breve video riassuntivo di Relive, ti dico che spero che il video ti sia piaciuto. Nel caso lascia un bel like e commenta se hai qualche altro consiglio su questo percorso. Se stai guardando il video da smartphone o tablet, puoi dargli un po' di hype per farmi conoscere. Per non perderti i prossimi video, mi raccomando di iscriverti al canale attivando anche la campanella in modo da ricevere una notifica ad ogni nuovo caricamento. Se invece vuoi sostenere il canale in modo più concreto, puoi lasciare una donazione a tua scelta tramite il tasto grazie, lo trovi qui sotto, oppure abbonarti a meno di un caffè al mese, puoi anche rescindere quando vuoi, ricevendo poi in cambio una serie di benefit, tra cui l'accesso anticipato ai video. Quando li carico saranno immediatamente disponibili per te senza aspettare il venerdì alle 18. In descrizione, oltre al link per la traccia su Komoot, trovi i link agli altri miei social in cui trovi contenuti creati ad hoc. Non mi resta che darti appuntamento al prossimo video dicendoti, come al solito, have a nice life!